Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. E io, come al solito, carissimi, sono sempre Sonny. Caro Benny, come stai? Come va? Tutto bene, come di consueto, quando ci sono appunto ospiti di un certo spessore, la mia emozione è veramente palpabile. Infatti, non so se sparerò qualche, diciamo, inesattezza sia dal punto di vista grammaticale che dal punto di vista proprio del contenuto delle mie frasi, ma speriamo che, diciamo, andrà Non tutto ti bene. preoccupare. In quel caso i nostri ascoltatori ci perdoneranno. Allora, Sonny, che abbiamo oggi? Oggi abbiamo una voce, perché effettivamente nel nostro podcast noi portiamo sempre voci, però in questo caso posso utilizzare questa parola nel vero senso del termine, perché lui effettivamente, per quanto sia appunto un personaggio pubblico che utilizza a 360 gradi la sua persona, è conosciuto per molti punti di vista per la sua voce, per la sua, aggiungerei anche bellissima voce. Ed è qui che vi presento, ragazzi, il grandissimo Manuel Meli. Manuel, dacci le tue specifiche. Allora, innanzitutto saluto te, Benny e Sonny e tutti gli amici del podcast del Cactus. Dunque, grazie per la presentazione. Io sono Manuel Meli, ho 25 anni e sono un attore e doppiatore. Ho iniziato la mia carriera all'età di 7 anni, quindi diciamo che quest'anno ho compiuto la maggiore età per quanto riguarda appunto la professione di doppiatore. Tra le cose che ho fatto, diciamo quelle che mi vengono in mente adesso, c'è Alla ricerca di Nemo, dove ho doppiato il pesciolice. Per capirci, quello che ha detto ha toccato il motoschifo. Ho doppiato diverse serie di Disney Channel, come ad esempio Zack e Cody al Grand Hotel e Zack e Cody sul ponte di comando, dove interpretavo Cody. Ho doppiato la saga di Hunger Games, in cui ho interpretato Pita. Pita Mellark, esatto. Grandissimo personaggio. Io lo amo, grazie a Pita Mellark, veramente, anche perché è una serie che ho apprezzato tantissimo, sia da un punto di vista appunto cinematografico sia i libri, quindi fighissimo. A me è sempre fatto ridere proprio il nome di questo personaggio, perché è un po' con Sonny proprio da sempre. Infatti, quando poi abbiamo scoperto che tu eri la voce di Josh Hutcherson, appunto, che interpreta il personaggio che tu hai menzionato poc'anzi in Hunger Games, nella saga di Hunger Games, noi, diciamo, siamo rimasti un po' interdetti, perché noi abbiamo sempre pronunciato il nome di questo personaggio, che adesso Sonny ti farà sentire. Scusa se ti metto in imbarazzo, Sonny, ma dai, te lo meriti un po'. Ecco, dillo, Sonny, dai, così diciamo. No, noi diciamo lo pronunciamo così, Pita Mellark, come se fosse una sorta di credetto. Ma lui ieri, caro Manuel, ti giuro, ieri quando mi ha contattato per dirmi vedi che domani dobbiamo fare la puntata, incominciò a dirmi questo Pita Mellark con questa sorta di rovescetto finale a rotazione continua, e quindi c'è questa dietrologia, ecco, diciamo. Vai bene, dimmi, vai tu. No, lascio la parola ancora a Manuel, ovviamente. Dicevo Hunger Games, poi ho doppiato nel Trono di Spade. No, scusa, ripeti che non si è sentito perché c'è stato un piccolo lag. Ripeti, scusa. Ho doppiato il simpaticissimo Re Joffrey nel Trono di Spade. Bellissimo. Il simpaticissimo personaggio. Quando ho scoperto sta cosa, ti giuro, sono passato dalla serie, perché in effetti questo è un po' quello che accade molto spesso con chi è che fa questo lavoro, cioè veramente personaggi stereotipati, ma allo stesso tempo, diciamo, che hanno delle caratteristiche completamente diverse rispetto ai vari personaggi, chiaramente, che uno può interpretare nella propria carriera, quindi incredibile. Quindi Joffrey, il re Joffrey. Sì. Poi ho doppiato Credence in Animali Fantastici. Esatto. Che abbiamo visto ieri sera. Praticamente. Esatto, sì, c'era ieri sera. Fino ad arrivare a cose un po' più recenti, sono il live action di Aladdin, dove ho doppiato appunto Aladdin, The Good Doctor, in cui interpreto Sean Murphy. Esatto. Insomma, ma anche, diciamo, lo stesso attore, mi sembra, scusa ti interrompo, cioè Freddie Highmore lo interpreti anche in altre sue
chiaramente comparse. Sì, l'ho interpretato in Bates Motel, esatto, bravissimo, Bates Motel, nel secondo e nel terzo film di Arthur e il popolo dei Minimei, in un film chiamato La musica nel cuore, dove era piccolissimo lui e anch'io, e poi anche in un film che è uscito, mi sembra l'anno scorso, per Sky. Non mi ricordo se era La felicità di Charlie, si chiamava, non me lo ricordo. Sì, esatto. Poi chiaramente anche Spiderwick, diciamo, possiamo dire che tu sei la sua voce ufficiale ultimamente. Beh, diciamo sì, che da qualche anno a questa parte lo seguo spesso, sì. Esatto. Perché diciamo, ragazzi, che di solito credo che sia una cosa importante che un attore X venga sempre doppiato dallo stesso doppiatore. È successo qualche volta, infatti, che ho sentito qualche attore importante, che posso dire un Johnny Depp, per esempio, che nei suoi film più vecchi, più datati, aveva un altro doppiatore. E molte volte questa cosa mi fa impazzire, mi dà un fastidio incredibile. Ma infatti il nostro Manuel ci dirà sicuramente qualche cosa in più riguardante proprio il discorso legato ai provini, al fatto che magari noi sempre diamo per scontato che un attore deve necessariamente avere quel doppiatore, ma probabilmente Manuel ci dirai che non è sempre così, giusto? Beh, diciamo che non c'è una regola che dica questa cosa. Sicuramente anche per il pubblico e anche per una sorta di familiarità è sempre più opportuno cercare di mantenere lo stesso attore, dello stesso doppiatore. Poi però ci sono dei casi particolari in cui magari vengono richiesti dei provini, in cui magari tante volte vince il doppiatore che ha doppiato quell'attore più volte, ma tante volte succede anche che vince qualcun altro comunque bravissimo. Dipende, sono comunque delle scelte che possono essere dettate appunto dalla volontà del cliente, quindi che sia una qualsiasi casa di cinematografica, la Warner, la Universal, o magari un direttore che per quel particolare personaggio vede bene un'altra voce. Però diciamo che in linea generale si tende sempre a mantenere una costante come in questo senso. Certo. Infatti, ma vai. No, vai tu e poi ti faccio una domanda. Stavo per farti una domanda, vai, concludi. Per esempio, per quanto riguarda magari Johnny Depp, avete menzionato, sì. Questo è una mia supposizione. Magari quando era giovane la voce di Riccardo Rossi, che ha una voce bella piena, molto, molto importante, magari dei direttori hanno pensato che fosse più azzeccata per lui, mentre invece sul personaggio ad esempio di Jack Sparrow o magari di Grindelwald, certo. Fabio Boccanera, che anche lui ha una voce molto importante ma un po' più, diciamo, un po' più rotta, un po' più sgranata, magari è stata vista più azzeccata per quel personaggio. Infatti, esatto, perché poi dipende anche dal personaggio più che dall'attore in sé. Assolutamente, Jack Sparrow senza la voce di Fabio Boccanera non sarebbe Jack Sparrow, secondo me, quindi... Certo, quindi dici tu, c'è anche una necessità che è strettamente correlata al tipo di personaggio che devi interpretare, praticamente. Sì, anche perché insomma, come accade con gli attori, no? Anche i doppiatori, ognuno di noi ha una particolare abilità, peculiarità che magari lo rende particolare rispetto ad un altro, e quindi si cerca di cercare la migliore voce per quel personaggio. Esatto, io ti volevo fare invece questa domanda. Tu, bene o male, nelle varie... diciamo, nei vari doppiaggi che fai, cerchi sempre, no, tu di mantenere, diciamo, lo stesso timbro di voce, o comunque c'è anche questo lavoro di cambiare tonalità, cambiare timbro in maniera esagerata, o bene o male ti mantieni, diciamo, sempre allo stesso modo? Beh, diciamo che cerco sempre di mantenere la mia impronta, per così dire, sì. Però la cosa che cerco di fare, e ho imparato e continuo ad imparare tuttora, è quella di non tanto di modificare la voce come suono, ma più che altro di cambiare, come hai detto tu, il timbro in base al carattere che vado a fare. Okay. Ad esempio, non so, mi viene in mente Aladdin, che è comunque
un ragazzo fondamentalmente molto spiritoso, furbo, allegro, e quindi non è, la mia voce è sempre la stessa, però cambia il modo di interpretare il carattere. Mentre invece se penso ad esempio, non so, che aiuto io ad esempio, magari un personaggio che si discosta completamente con la personalità di Aladdin, che come detto poc'anzi è molto furbetto, molto quasi spaccone in certe scene, no? Ma per esempio invece l'attore Will Poulter, che chiaramente anche fisicamente ha un po' quell'aspetto estetico molto più ingenuotto, no? Che hai tu doppiato nelle cronache di Narnia e il viaggio del veliero, ma anche Come ti spaccia la famiglia, che tra l'altro è uno dei film must del nostro gruppo di amici, perché io personalmente lo rivedo sempre perché mi fa morire dalle risate. Io lo capisco, è un film veramente demenziale, non fa parte della storia del cinema, però ragazzi ha quel tipo di comicità che a me fa morire. Quindi io ho appena scoperto che tu doppiavi il personaggio praticamente più divertente effettivamente di quel film, perché è così. Sì. Cioè sono rimasto un pochettino, ecco. Sì, bravo, è stato un esempio giusto. Anche lì invece là è tutto impacciato, ingenuo, quindi la voce non può avere quella sicurezza, e quindi si cercano delle note, delle chiavi, no? Penso alla scena dove viene pizzicato dalla tarantola, che tra l'altro viene pizzicato dalla tarantola in un posto specifico, quindi comunque c'è anche questo elemento comico in più. In un posto specifico e speciale anche. Ma poi c'è anche, di fatto tu da doppiatore hai limonato effettivamente con Jennifer Aniston indirettamente, sì, giusto? Magari. Perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che in questo film, che vi invitiamo a recuperare, Come ti spaccia la famiglia, dicevamo, ci sono questi attori ovviamente del panorama un po' comico appunto dell'Hollywood, quella diciamo appunto molto comica, e tra cui c'è anche questo attore che tu hai doppiato, Will Poulter, ma c'è anche Jennifer Aniston, che è effettivamente la finta madre del tuo personaggio, che però in una scena molto divertente c'è questa signora che insegna a baciare a questo personaggio molto impacciato che tu hai doppiato. E con quindi... la finta sorella, tra l'altro. Ah, ecco, infatti c'era questa sorta di miscuglio, esatto, di incesto. Assolutamente. Ma invece io volevo, è una domanda che già abbiamo fatto forse anche in qualche altro punto del podcast, però te la volevo riproporre. Noi con Benny abbiamo fatto nella nostra gioventù, quando eravamo ancora ragazzotti al liceo, un piccolo cortometraggio musicale e abbiamo dovuto autodoppiarci. Ma ti giuro, abbiamo detto 3 parole messe in croce, erano Don Raffaele, mi fa schifo stu caffè. Questa era la mia battuta, perché era un video musicale sulla canzone di Don Raffaele di De André. Allora, la difficoltà che ho avuto per inserirmi, no, con i tempi, per seguire il mio labiale stesso, è stata incredibile. E ti volevo chiedere, ovviamente, sicuramente sarà una questione ovviamente di lavoro, di allenamento e di studio, ovviamente, di studio, chiaramente. Di studio, però tu ora come si fa bene? Non so neanche se c'è una risposta a questa domanda, a entrare e nel labiale, no, di un attore per esempio americano o spagnolo, che posso dire, di qualsiasi altra nazionalità, e andare a doppiarlo perfettamente. Come si fa? C'è qualche chicca, non lo so, dimmi tu. Ma diciamo che sicuramente un aiuto importante è un buon adattamento dall'originale all'italiano. Quindi cercare il più possibile di rispettare quelle che sono magari le aperture dettate da delle vocali piuttosto che da consonanti. Però sicuramente per quanto riguarda invece il nostro come doppiatori, è tutto un lavoro come avete detto, di studio e di tecnica, perché è una cosa che si impara con il tempo, e sicuramente se per una persona che magari si affaccia in questo lavoro così è molto complicato, anche perché poi la cosa dato è che la vostra voce non sta bene su voi stessi quando ve la andate a vedere sullo schermo. Questa cosa è anche importante, no? Cioè, tu dici, possibilmente se vado, sembrerebbe, no, che autodoppiarsi, dice vabbè sono io, conosco il mio timbro, la mia velocità nel muovere le labbra eccetera eccetera, dovrebbe essere più facile, in realtà non lo è per niente praticamente. Sì, perché comunque diciamo il doppiaggio comunque sia, oltre ad essere un'arte, ma
è soprattutto tecnica di base, poi ovviamente con un contorno importante di recitazione, però ecco, farlo così come se nulla fosse richiede anni e anni di studio, o nel mio caso io ho iniziato da piccolo, quindi non ho fatto scuole di dizione, okay. Però quando si è piccoli, tanti miei colleghi hanno iniziato da bambini, si apprende più facilmente, e quando viene richiesto qualche anno di studio importante, perché appunto poi i ritmi devono essere molto serrati, quindi diciamo che bisogna entrare in sala già pronti, ecco. Chiaro, quindi ragazzi, per dirvi questa cosa, no? Non è una cosa difficilissima, lo sto dicendo io che ci ho provato e per me è stato un lavoro incredibile, quindi veramente onore e rispetto al vostro lavoro. Volevo chiederti un'altra cosa invece, ma c'è qualche differenza nel doppiare un film, una qualsiasi cosa, da una lingua piuttosto che un'altra? Per esempio dall'inglese allo spagnolo all'italiano ci sono delle difficoltà maggiori in base alla lingua d'origine del prodotto o no? Allora, diciamo che per quanto riguarda l'inglese, soprattutto questo è un discorso che riguarda l'adattatore. Sicuramente è più complicato sotto l'aspetto del labiale, perché comunque hanno delle parole che non sono molto simili alle nostre, quindi bisogna cercare di coniugare il ritmo interno della battuta con poi far ricadere quelle determinate lettere, parole sulla bocca dell'attore. Mentre invece nello spagnolo è un altro discorso, perché comunque alla fine i termini sono abbastanza simili con quelli italiani, ma gli spagnoli parlano molto più velocemente di noi. Ecco, e quindi spesso diciamo nell'inglese la difficoltà è quella di azzeccare il labiale, mentre invece nello spagnolo è quello di prendere bene il ritmo della battuta. Ecco, molto, molto interessante questa cosa. Me la sono sempre chiesta, perché sarà una questione di abitudine, no? Però quando vedo film americani, ovviamente doppiati in italiano, il mio occhio ne gode, cioè sono tranquillo. Molte volte quando vedo altri film, no? Come per esempio anche delle serie spagnole, faccio un esempio, per ora ho visto da poco La Casa di Carta, oppure che guardo in lingua originale, per esempio, perché non riesco non mi piace, no? Questo tipo di doppiaggio, ma non più per la voce, proprio per la coniugazione voce in italiano, movimento delle labbra, perché come dicevi tu, loro io questa differenza non l'ho notata, Sony, invece La Casa di Carta l'ho vista col doppiaggio italiano e devo dire che mi ci sono sempre trovato benissimo, quindi evidentemente è una questione tua, sì. È una questione, infatti, secondo me personale, proprio di occhio abituato, no? Che comunque guardiamo una quantità di prodotti americani e quindi anche il nostro occhio, secondo me, è abituato a quel movimento della bocca e a quell'adattamento. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, se non avete ascoltato le scorse puntate dove abbiamo parlato anche di questo passaggio, no? Dalla lingua originale al doppiaggio, che richiede prima una traduzione, correggetemi se sbaglio ragazzi, e poi un adattamento. Quindi cosa vuol dire? Prima c'è la traduzione, per esempio, all'inglese e all'italiano, poi l'adattamento in base, no? Anche al tipo di discorso che si sta effettuando, no? O al labiale, e poi il doppiatore sull'adattamento si inserisce, no? E fa quel lavoro che, come abbiamo detto, è anche appunto un'arte, per darci appunto quel prodotto. Perché tutto il mondo ci invidia effettivamente, perché e questa è una cosa constatata, nel senso che in italiano, o meglio in Italia, abbiamo sempre avuto delle scuole di doppiaggio e in generale degli studi di doppiaggio sempre, diciamo, alla portata anche dei prodotti originali. Ma ti dirò, Benny, che molte volte, appunto, come abbiamo detto in altre puntate, io sempre lo ripeto perché magari qualcuno se l'è persa e quindi lo ascolta qui, molti registi hanno appunto apprezzato, hanno detto che il doppiaggio italiano ha migliorato il film, no? E le performance di certi attori, certo, quella scena, quella specifica scena, quella parte in particolare, con quel doppiaggio, con quel timbro, no? Con quella magari intensità che si trova nella voce, ha reso quella scena ancora migliore rispetto all'originale. Allora, caro Manuel, adesso invece ti sottopongo io qualche domanda, adesso sei tutto mio. Vai. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la tua carriera da doppiatore,
basta cercare il tuo nome su Wikipedia e ti spunta questo elenco infinito di lavori che hai realizzato. Quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori ad andare a cercare il tuo nome proprio per vedere effettivamente che ti conoscono anche senza volerlo in qualche modo, no? Sì, Conoscono, sì. diciamo, la parte che più hai utilizzato nel tuo lavoro, cioè la tua voce, no? Ecco, quindi nel tuo, nel tuo, diciamo, nella tua carriera, ecco, da doppiatore hai alle spalle tantissimi lavori che possiamo anche ritenere appartenenti a quella cultura pop, diciamo cultura di massa, cultura di intrattenimento blockbuster, quindi veramente abbiamo tantissimi prodotti come appunto dicevamo Hunger Games, il live action della Disney di Aladdin, però vediamo anche, non lo so, la saga di X-Men, vediamo anche appunto molte serie come, diciamo, blasonate come il Trono di Spade, la serie di Animali Fantastici, insomma, quel mondo lì che richiede anche un certo tipo di, secondo me, cultura di base anche per avere un chiaro, diciamo, quadro complessivo. Sì. Ecco, tu sei comunque addentro a quel mondo lì oppure sei distaccato, come ad esempio il grandissimo Gianni Musi che, come dicevamo nel briefing, nelle sue interviste, ricordiamo che Gianni Musi è la voce storica di Gandalf e Silente della saga del Signore degli Anelli, della saga di Harry Potter, che però poi è stato sostituito nella saga dello Hobbit dal grandissimo Gigi Proietti, che secondo me ha dato anche giustizia all'interpretazione di Ian McKellen senza, diciamo, riprendere quei toni molto diciamo da anziano saggio del grande Gianni Musi. Però nell'intervista a Gianni Musi si evinceva tranquillamente che lui non era proprio così interessato a quel mondo lì del fantasy, della cultura appunto esoterica, gotica, come dice lui. Tu invece in che squadra stai da questo punto di vista? Ecco. Allora, se parliamo di animali fantastici, quindi anche legato all'universo di Harry Potter, sono assolutamente fan. E anzi, poco prima della quarantena, prima che mandassero tutta la saga su Mediaset, con la mia ragazza ci siamo rivisti tutti i film a casa, quindi ogni tanto quella è una cosa che va fatta, rivedersi tutti i film. Sì. Anche perché io sinceramente il sesto e il settimo non me li ricordavo benissimo, quindi insomma è stato bellissimo rivederli. Lo stesso si dice, lo posso dire per X-Men, in generale per la Marvel. Sono fan soprattutto di Spider-Man. Ho letto anche tantissimi fumetti riguardo Spider-Man, quindi è il mio supereroe preferito. Mentre invece per quanto riguarda il Trono di Spade, all'inizio non conoscevo la saga, nemmeno quella scritta, diciamo. Sì. E poi andando avanti ho capito che comunque era molto seguito e molto atteso. Sinceramente però, ecco, ad esempio il Trono di Spade non mi ha preso molto come cosa, e difatti non l'ho seguito. E Hunger Games invece mi è piaciuto, io avevo letto anche qualcosa dei libri. In generale comunque io quando ci sono delle saghe che mi appassionano sono un nerd. Sì, ad esempio, chiaro. per esempio, ecco, su Animali Fantastici inizialmente nel primo trailer del secondo film c'è stato un dubbio, perché in originale Credence diceva il nome del serpente, della ragazza, però diceva Nagini. Sì. E quindi era venuto un dubbio in sala, però insomma io l'ho fugato totalmente, ho detto al 1000 per 1000 ci gioco i cosiddetti. Quindi ecco, sei stato comunque Nagini. molto fondamentale da questo punto di vista, perché a volte questa incongruenza di linguaggio, di appunto adattamento c'è in alcuni prodotti e in alcune saghe appunto così lunghe. Per esempio questo sbaglio si poteva fare per certi vocaboli, certe parole, ad esempio della saga dell'Hobbit, del Signore degli Anelli, perché tra una saga e l'altra è passato comunque diverso tempo. Tra l'altro tu hai interpretato anche un personaggio nell'Hobbit, la desolazione di Smaug, che hai doppiato. Sì, mi sembra. Esatto, quindi comunque tu sei infilato ovunque da questo punto di vista. Ovunque. Ma infatti ti volevo chiedere, ma c'è un'emozione particolare quando vai a doppiare magari qualche personaggio, appunto? Secondo me, Sonny, guarda, scusa se ti interrompo, secondo me la domanda che vuoi fare diciamo, bisogna farla partire a monte, nel senso, nel momento in cui ti hanno detto tu adesso doppierai Credence nella saga che comunque tu ami, della saga del Wizarding World della Rowling, no? Di Animali Fantastici, cioè immagino che tu hai superato il provino, avrai fatto salti di gioia, immagino, no?
Beh, allora, all'inizio quando sono andato a doppiare il primo film ero contento perché comunque Animali Fantastici sappiamo tutti di che parla, però nel primo diciamo che Credence ha comunque uno sviluppo importante del personaggio, però diciamo rimane lì, no? Scappa, È abbastanza conclusivo, sì, esatto. Sì. Però poi nel secondo, io spero che tutti l'abbiano visto, però per sicurezza non dico niente. Bravo. Quando finisce che il secondo termina con Credence che parla con Grindelwald e Grindelwald gli dice una cosa, lì mi sono venuti i brividi dietro la schiena. Esatto, bravo, esatto. E una cosa che avete detto però che mi è capitata in questo modo è stata per Aladdin, già dal provino, perché insomma la Disney per noi è tipo l'Olimpo della vita, no? Della nostra infanzia. E quindi niente, diciamo che onestamente per Aladdin ero proprio il provino. Scusami, ripeti questa frase perché c'è stato un piccolo lag. Eri proprio? Sì. Orgoglioso, volenteroso di okay. farlo il film. Certo. E ho fatto il provino sia per la parte recitata che per la parte cantata. E quindi poi lì sono stato veramente contento. È stata una cosa che proprio nei giorni. Aspetta, la parte cantata sei anche tu? Nella parte cantata? Sì. Non l'avevo capito questo, perché a volte non è così in molti prodotti, soprattutto nei live action Disney, ma in generale nei musical, ecco, la parte cantata è sempre di un altro attore, la parte recitata è di un altro doppiatore, scusate. Invece in questo caso tu canti anche le canzoni di Aladdin, allora. Sì, ho fatto il provino per le canzoni e sono andati bene tutte e due. E quindi è andata bene. Sì, di solito o prendono proprio un cantante oppure un talent che canta e doppia pure. Invece per questa cosa hanno fatto questa scelta. Diciamo che però nel film, questo diciamo un piccolo vanto che mi prendo, sono l'unico che doppia e canta, perché poi invece per quanto riguarda gli altri personaggi ci sono dei bravissimi doppiatori e poi la parte cantata è fatta da dei cantanti. È vero. Ok. Ma infatti, se posso aprire una piccola parte questo film che ho recuperato praticamente qualche giorno fa, perché l'avevo incominciato, però l'ho stoppato e l'ho ripreso. È veramente uno dei migliori live action, se non, anzi no, mi espongo, il miglior live action della Disney, perché tutti gli altri, siccome sono secondo me molto vicini alla storia originale, vanno un po' a, tra virgolette, stuprarla, se così posso dire, cioè non va mai a essere, non è mai, ecco, migliore dell'originale in versione cartone animato. In questo caso, siccome in questo film hanno anche inserito delle parti tra virgolette inedite, cioè che non sono strettamente correlate al film, cioè ci sono dei richiami, delle scene identiche al cartone animato, ma si distacca moltissimo. A me questo distaccamento e questo adattamento è piaciuto veramente tantissimo, cioè si vede magari l'originalità e anche la potenzialità del La potenzialità, tra l'altro, che ci sarà, perché probabilmente Manuel già sarà informatissimo, molto più di noi, ma un Aladdin 2 effettivamente non è un'idea così lontana, giusto Manuel? Sì, io ho letto quanto voi, quindi è in cantiere, speriamo che si farà. Ma infatti questo Aladdin live action è stata una sorpresa, perché comunque parliamoci chiaramente, il budget di questo film era molto più ridotto rispetto a quello che doveva essere veramente l'eccellenza come campione di incassi del 2019, che era il Re Leone a livello di live action, no? Sì, soltanto invece... che questo scontro Aladdin contro il Re Leone effettivamente... quello che ne è uscito vincitore è stato secondo me Aladdin, anche a livello di incassi, perché se parliamo anche dal punto di vista di investimento, il Re Leone è stato sì chiaramente un buon successo commerciale, però la critica un po' l'ha stroncato per tanti motivi che appunto abbiamo sempre detto anche durante queste puntate, ma li ripetiamo per completezza, cioè che effettivamente, come ha detto Sonny, Aladdin dà quella cosa in più, aggiusta delle piccole inesattezze del prodotto originale a cartoni animati, aggiunge delle sottotrame interessanti, rende giustizia a certi personaggi, dandogli anche un background che secondo me ci stava tantissimo. Senza fare spoiler, basta guardare come hanno rivoluzionato anche il personaggio di Jafar, che secondo me ci sta. Ma il Re Leone invece, essendo proprio la copia carbone dell'originale, va a perdere per strada quella magia del cartone animato, perché effettivamente quelli sono animali veri e gli animali non possono avere espressioni facciali, quindi non lo so. Da questo punto di vista per me Aladdin ne è uscito vincitore nel 2019, non so cosa ne pensi tu Manuel.
Berni, mi senti? Sì. Ok. Ci siete, Ci ragazzi? siamo? Ci siete? Io vi sento, sì. Ok, Ah, no, ok. dicevo, Manuel, quindi cosa ne pensi di questo, da questo punto di vista? Ah, ok, no, diciamo che anche a me è piaciuto molto Aladdin, adesso indipendentemente dal fatto che l'ho doppiato io, ma a me è piaciuto proprio a livello di scenografia, è coloratissimo, e poi ci sono delle scene, come hai detto tu, che sono sia belle dal punto di vista proprio della storia che anche dal punto di vista dell'umorismo, no? Penso alla scena delle marmellate quando arrivano col Ah, fighissimo. Sì. e poi anche il fatto che comunque si distacca un po' da questa cosa anche non solo della Disney ma proprio di cultura, no? Cioè che la donna può assumere il potere, Esatto, bravo, e esatto. si può completamente liberare dalle catene che sono imposte dalla società in cui vive, quindi questa cosa mi è piaciuta. Per quanto riguarda il Re Leone, io l'ho visto qualche giorno fa su Disney Plus perché al cinema non l'avevo visto. Il film mi è piaciuto in sé per sé, però in effetti ho visto una copia pari e patta del cartone. Però fatta male, cioè nel senso, sì. secondo me con meno intensità. Cioè ragazzi, parliamoci chiaro, la scena della morte di Mufasa non è paragonabile da un punto di vista di emozioni. Io mi scende sempre la lacrimuccia. O la scena dell'incontro tra Simba e Nala là nel pratino che si rotolano tutti, anche lì ragazzi non c'è minimamente paragone. Non solo, ma poi l'unica, scusa se ti interrompo perché su questa cosa ci tengo e mi sono anche incavolato parecchio quando l'ho letto, cioè hanno distaccato l'unica scena che non andava tolta, che è quella in cui Rafiki dà la botta in testa col bastone a Simba. Bravo, Esatto. bellissimo. Cioè, hanno fatto tutto uguale e hanno tolto la scena più bella del film. Chiaro, Esatto. è vero, è verissimo. E un'altra cosa che ti volevo chiedere, che questa cosa mi ha sempre ho avuto sempre sto dubbio, ho voluto sempre fare sta domanda, ma quando il doppiaggio viene dato, no, viene fatto da attori, quindi non da doppiatori, ma da attori o cantanti, perché se non mi sbaglio in questo caso diciamo le voice star, come viene chiamata questa cosa? Sì. Allora ragazzi, io quando succede una cosa del genere esco pazzo, perché si vede, si sente che non è un doppiatore. Cioè questa cosa... Allora guarda Sonny, io ti posso correggere un secondo, perché è vero quello che dici tu, però non è sempre così. Ti faccio un esempio. Il live action, scusami, il cartone animato di Hercules, in quel cartone animato abbiamo due di queste star che non fanno parte del mondo dei doppiatori, e mi riferisco chiaramente a Giancarlo Magalli, che doppia il grandissimo Filottete, che secondo me ha fatto una performance spettacolare. In questo caso sì. Ok. In questo caso sì. E poi Hercules, non so se sai da chi è doppiato, ma è doppiato da Raul Bova, che non è un doppiatore, però ci sta, ragazzi. Sì, quindi... però ti sto dicendo, secondo me è una cosa comunque, allora ti faccio un esempio, quando sento qualche attore che va a doppiare, oppure qualche cantante, se non mi sbaglio Simba lo fa Marco Mengoni, o è una cavolata sta cosa che sto dicendo? No, chi lo fa sì. Ragazzi, è brutto da sentire, anche perché diversamente dal doppiatore, che ha anche una neutralità da un punto di vista di accenti, se posso dire, cioè nel senso il doppiatore tu non vai mai a percepire, no, la provenienza certo, regionale, perché studiano chiaramente dizione. Capito cosa ti voglio dire? Quando invece io vado a dire, ma tante volte l'attore o il cantante in questo caso, sempre quella piccola cadenza, quel piccolo accentino esce e mi dà fastidio, ragazzi. Io ho questa cosa, quindi... Sentiamo che cosa pensa Manuel da questo punto di vista, allora. Allora, innanzitutto vi dico che quando magari sentite appunto che ci sono i cosiddetti talent, i talent, ecco, sì, ossia appunto ormai soprattutto i cantanti, anche su, che ne so, su tantissimi film ci sono cantanti che cantano e che doppiano. Sono delle scelte prettamente dettate dal marketing, ossia si punta molto su questo film e quindi pensano che la gente leggendo i nomi delle voci vada di più al cinema, ma la mia opinione è che, come è stato dimostrato da Aladdin, ma anche La Bella e la Bestia, un live action riuscito secondo me, e insomma nemmeno lì c'erano i talent. Cioè la cosa sarebbe, se proprio vogliono fare questa scelta, soprattutto se c'è la possibilità, si fa doppiare la parte parlata ai doppiatori professionisti e le canzoni ai cantanti. Quindi sì, vai.
Se no, cerchiamo dei grandi attori che, insomma, che fanno la recitazione fatta bene. Ognuno, secondo me, deve fare il suo. Sì, quindi esatto. velatamente, caro Manuel, molto velatamente, sta un minimo, secondo me vi sta dando ragione, nel senso che io personalmente, per me è un fastidio, ragazzi. Io lo percepisco subito, dico, ma questo è un attore, andiamo a vedere su Wikipedia e vediamo che è quell'attore No, ma X. infatti Sonny, hai ragione. Io semplicemente voglio difendere quei talent che comunque hanno dato del loro e secondo me hanno reso impercettibili. Ti faccio un altro esempio, guarda, tu non so se lo sai, ma Mushu nel film di Mulan è interpretato da come si chiama? Da Enrico Papi, ecco. Cioè Enrico Papi, ragazzi, lo doppia benissimo. Però Benny, scusami, posso dire una cosa? Ovviamente, come tutto nel mondo, ora dirò una frase fatta, ma è così. No, l'eccezione fa la regola. Ovviamente ci saranno degli attori che sono molto bravi nel doppiaggio, però in linea di massima, certo, questo è ovvio. Sì, sono ragazzi, stiamo parlando, sono due lavori diversi, quindi se c'è una specificità di un lavoro che è quello del doppiatore, inevitabilmente la qualità del prodotto finale sarà più elevata rispetto al fatto che quel doppiaggio venga fatto da un attore che fa l'attore, capito? Quindi ancora peggio, diciamo, da un cantante o da uno youtuber, ancora peggio, perché è successo, capito? Anche questo. Io sono drastico ben in questa cosa, mi voglio imporre, quindi lo dico. Sì, va bene, fai bene. E invece per quanto riguarda, volevo chiedere a Manuel, per quanto riguarda invece ad esempio la tua esperienza con Baby Driver, no? Che è un film tra l'altro apprezzato da un nostro caro amico, il fratello di Sonny, Rupert, che salutiamo. A me pure è piaciuto. Sì, Baby Driver, il genio della fuga, che vi invitiamo a recuperare, cari ascoltatori. E lì praticamente questo personaggio non parla quasi mai, no? Quindi effettivamente sei stato pagato di meno in quel caso, ecco, piccola domanda provocatoria. No, diciamo che c'è un contratto nazionale in cui, diciamo, ci sono delle tariffe fisse, e se no altrimenti c'è la possibilità di chiedere delle cosiddette maggiorazioni, no? In base all'importanza del film. Okay. Uno può trovare anche un accordo personale, succede soprattutto magari nei film di cinema. Però visto che l'avete detto, Baby Driver è un film al quale io sono molto legato, anche perché mi piace tantissimo in generale la musica. Sì, è spettacolare. Ogni cosa che succede è legata, è fatta a tempo di musica, le sparatorie, lui che passeggia per la strada, e poi l'attore Ansel Elgort è bravissimo, è un altro che seguo da un po' di tempo, e quindi sono stato molto contento di farlo. Sì, è bello, ragazzi, il film è veramente figo, andate a recuperare. Poi c'è un attore incredibile in questo film. Sì, assolutamente. C'è un cast incredibile. Benny, ma noi siamo arrivati alla frutta, ragazzi. Purtroppo dobbiamo. Infatti, questo ti volevo dire. Lo so, è che io voglio cercare di portare le nostre puntate sempre proprio al limite, perché i nostri ospiti sono di un interesse culturale elevatissimo, e quindi secondo me. Sì. Dobbiamo sfruttarli fino all'osso. Scusa Manuel, se ho detto questa cosa. Ma in ogni caso, avviamoci alla conclusione a questo punto, visto che ogni volta arriviamo sempre agli sgoccioli. Manuel, vorresti dirci una frase tipica di qualche tuo film? Guarda, ti do un aiuto. Magari una frase di uno degli ultimi lavori, appunto, del live action di Aladdin della Disney. La tipica frase di Aladdin. E se non te la ricordi ti posso aiutare io, ma sono sicuro che ti stupirai. Aspetta che è andata via la comunicazione, però immagino quella del tappeto. Sì, esatto. Sì, ve la faccio. Bravo. Allora, aspetta che cerco di ricordarmela tutta. Ma che frase di porte? Aspetta, Ok. Ce l'hai, vai. Sì. Chi ha parlato di porte? Dovreste vedere questi posti. C'è tutto un mondo fuori da libri e mappe. Vi va? Ti fidi di me? Perfetto, grandissimo. Tra l'altro, guarda Manuel, come diceva Sonny, questo film l'abbiamo recuperato da poco perché l'avevamo un po' snobbato, ma effettivamente è fatto bene. È bellissimo. Rispetto a quello che si è visto ultimamente nelle live action Disney, questo comunque merita tantissimo. E allora, grazie mille Manuel per averci allietato con la tua preziosissima voce, che comunque rientra
appunto in quell'annovero di voci storiche ormai del doppiaggio italiano, e quindi grazie mille per essere stato ospite al podcast del Cactus. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere. Sonny, ciao Benny, ciao Benny, ciao Benny. Sì, Benny, sì, è tutto pronto, Sonny. Io metterei un allora applauso per il sigla, caro. no? Sì, certo. Io prima metterei un applausino, ecco, e poi via con la sigla. Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo domani.